Telespettatori di Antenna 3, buona domenica, buona giornata, buon 25 aprile e buon San Marco. Ben ritrovati con l'edizione domenicale dei nostri telegiornali. Oggi è appunto il 25 aprile, 76esimo anniversario della festa della liberazione del nostro paese dal nazifascismo, ma oggi il Veneto e Venezia celebrano anche San Marco e di tutto questo parleremo nella lunga diretta di quest'oggi, che si articolerà fino alle 13:30 con un ricco programma di interventi. Cominceremo tra pochissimo con la messa, siamo infatti in attesa di collegarci con la Basilica di San Marco, dove trasmetteremo in diretta la Santa Messa appunto per celebrare il Santo Patrono di Venezia e del Veneto, che verrà celebrata da Monsignor Moraglia. E poi dall'esterno della Basilica avremo molti collegamenti con i nostri inviati Lucio Zanato e Lorenzo Maier per fare il punto anche sulla festa di San Marco e sull'importanza che questa ricorrenza ha per la città di Venezia e per il Veneto. E poi naturalmente parleremo del 25 aprile, della festa della liberazione, con ospiti in studio ed interventi, e non mancherà naturalmente il punto sull'andamento dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio ed il punto naturalmente sulle riaperture che a partire da lunedì prossimo, lunedì 26, coinvolgeranno gran parte dell'Italia, compresa appunto la nostra regione, il Veneto, che da domani diventerà gialla. Avremo quindi numerosi interventi in questa diretta. Vorrei cominciare, appunto in attesa di collegarci con la Basilica di San Marco, con il messaggio del Capo dello Stato, messaggio che è stato inviato ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella alle associazioni, un messaggio che sottolinea soprattutto l'importanza dell'unità e della coesione del nostro Paese in questo momento per rinascere. Una festa della liberazione quindi che sarà ovviamente ridotta a causa della pandemia, senza i tradizionali cortei. La staffetta di iniziative dell'ANPI è prevista online e le celebrazioni previste a livello nazionale con il Presidente della Repubblica sono appunto tra pochissimo, con il Premier Mario Draghi assieme a Mattarella, che saranno all'Altare della Patria e poi al Quirinale. Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione, ha detto il Presidente della Repubblica, ma desidero con uguale intensità in questo 25 aprile, festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento, e delle donne e degli uomini di ogni ceto ed estrazione che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta. Questo scrive appunto il Capo dello Stato nel messaggio inviato alle associazioni combattentistiche ed Arma in occasione di questo 76esimo anniversario della liberazione. E poi il passaggio appunto sulla rinascita, unità, coesione, riconciliazione nella nuova Costituzione repubblicana furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia, che oltre a colpirci con la perdita di tanti affetti mette a dura prova la vita economica e sociale del Paese. Ora più che mai, continua il Capo dello Stato, è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto che ci permetta di rendere sempre più forti e riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile, quel filo conduttore che dal Risorgimento alla Resistenza ha portato alla rinascita dell'Italia. Questi quindi alcuni passaggi chiave del Presidente della
Repubblica e noi ora siamo pronti per collegarci con la Basilica di San Marco, dove appunto in questo 25 aprile, festa della Liberazione e festa del Santo Patrono, avremo appunto la trasmissione in diretta della messa celebrata da Monsignor Moraglia, preceduta dalle riflessioni su questo momento, su questa celebrazione di Don Marco Zane. Linea dunque a Venezia, noi ci rivediamo dopo la messa. Buona domenica a tutti, benvenuti in Basilica di San Marco, la Basilica Cattedrale del Patriarcato di Venezia. Oggi è la quarta domenica del tempo di Pasqua. Nella diocesi di Venezia, come in tutto il mondo, si celebra appunto la quarta domenica di Pasqua, che è anche la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Oggi la nostra nazione, il nostro paese, ricorda